e stiamo attendendo in questo momento le autorità per la cerimonia civile in occasione delle feste dei Patri dal Friul. Ho qui con me 3 ospiti, come potete vedere: l'assessore Fabrizio Cigolotto, assessore alla cultura del Comune di Udine, la direttrice del Museo del Duomo di Udine, Maria Beatrice Bertone, e il direttore dell'ARLEF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, William Cisilino. Nell'attesa dunque che le autorità inizino i loro discorsi, colgo l'occasione per farvi qualche domanda e parto da lei, assessore. Le feste dei Patri dal Friul e torna a Udine capite al Friul. È un'evore significative come robe. Beh, certo, Udine è la capoluogo del Friuli, ecco, questo mi pare incontestabile. Dovevamo ospitare l'anno scorso, purtroppo la pandemia e il lockdown non ci ha consentito. Quest'anno ad aprile stessa cosa. Siamo in occasione di Friuli Doc, data scelta dal sindaco, però unisce le eccellenze del Friuli nel campo enogastronomico, ma anche sotto tanti vari aspetti, anche culturali, artistici, eccetera, con questa che è la festa voluta con legge regionale, tra l'altro, che celebra la costituzione appunto del Friuli, della patria del Friuli. Andiamo indietro di centinaia e centinaia d'anni per dire quanto sono lontane le radici, ma quanto ancora sono vivi i frutti di questa identità, perché vediamo, io posso sottolineare con estrema soddisfazione l'enorme partecipazione di pubblico, segno evidente che il messaggio è stato recepito, e anche la città di Udine, che sembrava fosse un po', come dire, refrattaria a certi temi come quello della friulanità, invece si è dimostrata presente e partecipe. Sta cambiando il vento, il locale sta ritornando ad essere un elemento determinante, come elemento costitutivo dell'identità culturale dei nostri concittadini, e questo è un segnale molto positivo, secondo me. Dottoressa, il Museo del Duomo di Udine custodisce, qui ne vediamo molte di bandiere, la più antica. Ci può dire qualcosa? So che i tempi sono molto stretti, ci sarebbero moltissime cose da dire, ma ci può dire qualcosa su questo vessillo? Brevemente posso dire che questo vessillo si conserva nel Museo del Duomo dopo che il corredo del patriarca Bertrando dal 1353 era depositato all'interno dell'arca che raccoglieva anche le spoglie, e quindi il museo ha rivalorizzato in sé tutto il corredo e ha quindi messo in vista anche questo vessillo, che comunque è il più antico, considerato anche l'epoca a cui risulta appartenere, ed è in sé una testimonianza come manufatto tessile, come manufatto anche di ricamo, tecnicamente particolare, che proprio nell'ambito medievale è abbastanza raro, ecco. Il vessillo è in un esemplare sul camice del patriarca Bertrando, e un altro vessillo è poi a parte è stato ricomposto con il restauro, perché era stato modificato un po' erroneamente in tempi che non abbiamo ancora ben individuato. Prego. Direttore, e domandi a lui una roba un po' diverse. Fra poco, anche poi sta arrivando un po' di int, ho sentito l'inno dal Friul. A lei, a Vonde recente, giusto? Sì, l'inno dal Friul è il frutto di un concorso che è stato fatto 4 anni in Daur, di bande dall'Istituto Ladin Furlande, Arlef, anche in partnership con il Messaggero e con la Regione e altre istituzioni. E dopo un concorso appunto l'ha vinto questo Inquintri al Doman, si chiama, scritto di Walter Civilotti e per ciò che riguarda l'Iperaulis di Renato Stroili Gurisatti. Dicono che quest'anno è un anno speciale perché abbiamo potuto sentire la versione dall'inno cantata anche di una star della musica italiana come Kai Tosca, e proprio ieri mi ha mandato il primo mix che hanno fatto, che presenteremo naturalmente il prossimo anno, e a lei per da buon straordinario. Grazie. Assessore, torno da lei parlando un po' del Museo del Duomo di Udine. Stamattina c'è stata un'inaugurazione.
abbiamo inaugurato, c'è una cosa particolare. Sì, esatto, mi racconta un po'. Ma l'Arlef, d'intesa con il Duomo, con il sostegno evidentemente del Comune, ha deciso di realizzare questa versione tattile della bandiera, l'aquila dei patriarchi, con queste ali spiegate, che viene posta in rilievo su una lastra, e quindi anche le persone cieche o ipovedenti possono con la mano toccare questa lastra e vedere i contorni, le dimensioni, i rapporti fra le dimensioni di questa aquila, che, come abbiamo sentito, è il simbolo della bandiera, una delle bandiere più antiche al mondo. Ed è significativo perché si vuole, attraverso questa realizzazione, rendere sempre più accessibile, perché uno degli aspetti fondamentali che riguarda anche i civici musei è quello di favorire l'accessibilità per tutti, per tutte le persone, e quindi anche le persone cieche e ipovedenti finalmente possono anche apprezzare questa che è la nostra bandiera, della quale siamo tutti molto orgogliosi, certamente. Direttrice, lei prima ci ha fatto accenno al patriarca Bertrando. So che è molto difficile quello che le chiedo, però riesce a tracciarci un breve ritratto di questa figura che è stata particolarmente importante per il Friuli? So che ci sarebbero moltissime cose da dire. Posso essere breve in questo senso. Patriarca Bertrando di Saint-Genier a 70 anni è stato ucciso a San Giorgio della Richimbelda ed era il 6 giugno del 1350, dopo che contrasti sul territorio che avevano riguardato particolarmente certe famiglie friulane avverse alla sua politica, una politica che era fatta di pastorale e anche di principato, e quindi questo è stato il momento che ha scatenato, diciamo, per usare un termine un po' troppo forte, ma che comunque ha determinato la nascita di una memoria nei suoi confronti, nei confronti di una personalità importante che aveva, diciamo, risvoltato la situazione politica, ed economica, culturale del patriarcato di Aquileia, e proprio, diciamo, possiamo ricondurci a questa personalità per quello che è una rinascita vera e propria della patria del Friuli in quel momento. Il vessillo, non a caso, è citato nell'inventario dei beni del patriarca Bertrando del 1358, quindi è proprio, diciamo, anche questo un elemento molto legato alla figura di Bertrando. Direttore, si trabalha di Friul, nos conta un po' di storie dal Friul, un'evore lontane. Intanto una storia dal 3 di aprile, perché il 3 di aprile reclama il 3 di aprile 1077, quando l'imperatore Indrik IV dal Sacri Romani Imperi dà al patriarca Siard o Sigiard dà anche le prerogativis temporals sul territorio dal Friul, fra l'altro non solo dal Friul, ma anche di altri sbandis di queste zone, per esempio l'Istria. E proprio questo al Fasaranasi che noi acclamiamo il Stato patriarcale Furlan, che era un Stato federato dentro dal Sacri Romani Imperi, per la quale il patriarca aveva, che era così, chiaramente una figura ecclesiastica che già esisteva a mancul 500 anni, no? Chiaramente il vescovo di Aquileia è un evore antico, no? Dopo vengono i patriarchi, e dal 1077 al suo potere ecclesiastico che è il temporale, e al dura fino al 1420, quando Vignesie arriva qui a fare una guerra forte, perché non è stata una roba tan di ridi, no? Fa una guerra forte che dura mese e che dopo porta alla sconfitta dal patriarca, che al piart le prerogativi temporali che passano a Vignese. Però il patriarcato al dura, non è che al finisce, al continua fino al 1651, nome come forma ecclesiastica. Nos dizem che stiamo per cominciare, buone feste ad oggi. Scusate.
buondì di nu faduci presins. E dopo le biele messe che vi ascoltate in domo, accompagnate anche dal coro dai miei chians, come e in denan con le celebrazioni de feste de patrie, con la cerimonia civile. Prindi tacca, us ricordi che anche sossin al viert, alla importante rispettare le normativi anti-Covid, mantenendo il distanziamento e tenendo sempre sulla mascarotte. Allora, appena che finissi in queste campagne che danno sempre il senso di feste e di allegrie, e vari un momento emozionante per da bon. Io us presenti subito, così si partì in denant, gli cantanti di Arte Voce Ensemble. Ecco, vedi inseriti, sono già chi è già preparato il pues per cantare. Allora, acclami Consuelo Avoledo, Jessica Interdonato, Giulia Polidori, Maria Vittoria Tomadini. Ecco, e sono arrivati qui queste svos angelichis, veramente, di Rizutis de Mestre Franca Drioli, che nos canteranno inquintri al doman, che le l'imni de patrie dal Friuli. Gli autori di questi imni sono Walter Sivilotti per musiche e Renato Stroili Gurisati per testo. Us visi anche però di tenersi pronti, perché che intanto che loro chianti, e sarà una sorpresa per tutti noi. Us do un indizio, tegnite di voli la tor dall'orloi sulla vostra destra. Allora, ascoltin veramente questi imni col cuore in mano e con tanta emozione. In alto fra di soinde aquile te vanda la storia di fronte dal domani si inflamme che viv per stradi dal mondo si non di una patria sin fis dal Ascolta o Friulo, tiere di libars, di lenghe e popui se schiase di paz, dai secui paris nus claminadun, a facili tristi un unic destin. In alto Friulo, patrie messante, di fuarce speranze si viest la toint, un popolo sigur che al chiaminente luz, inquintri al doman, inquintri ai sei fis, un popolo sigur che al chiaminente luz, inquintri al doman, inquintri ai sei fis, inquintri ai sei fis. Grazie di cur a vos meravigliosis di Arte Voce Ensemble. Grazie di cur. Un evore emozionante il vostro intervento. Grazie. E grazie anche al signor Sindic per queste sorprese che ha lei e le bandiere dal Friuli lunghe 9 metri che così le podin gioldi tal sorelle di queste meravigliose giornate regalate. Come invece e voglio ricordare proprio la nascita dal Stato Patriarcale Furlan,
con la lettura dal Soat di fondazione, la bole dall'imperatore Indri IV, da De Fura Pavie, il 3 di aprile del 1077. O invidi sul palco i figuranti dal gruppo storico di Glemone, che nos learan la bole imperiale. Bole dall'imperatore Indri IV, istitutiva da Stato Patriarcale Furlan. In tal nome, de Trinità Santa e indivisibile, no, Indri, re col favor paziente di Dio, l'anda or dall'esempio dai nostri spari, che in tal segno fe giuste a fazer in su, cui loro bens glesis a Dio. E da spo, li sinsiorarin, sedi con ciò che avevano di loro, sedi con ciò che avevano ottenuto con gli stassis dal ream. Vint passato, i dis delle nostre gioventù, in salute e in muto onesto, e perché la nostra vita è poi di gioldi, anche in taiani che avvegneranno, di team sentiamo più gaudiosi e pacifici, o volin l'endenan con diligenza in attività così fatte. Perché o volin che tutti i sudditi di Cristo e nestris, se di chei che lo sun vue, se di chei che lo saranno in avvenì, a seppi che per salvezza de nostre anime e per intervenzions de nostre mari cetan nobile, la imperadora Agnès, de nostre muir e regine Berte e di altri nestri sudditi fedei, tanta di l'arcivescovo di Milan Teodalt, che al di Ravenne vi perte, e anche da ur de domande dal nostri cetantiar cancellin Grivor, vescovo di Versailles, di Burkhardt, vescovo di Losanne, di Eppon, vescovo di Gizeh, di Benon, vescovo di Osnabrück, dal duca Liutold e dal marchese di Elm, Ancion e Adalbert, e par servizi fedeli dal patriarca Esiart, o proferin e o trasferin al patriarca Esiart ai suoi successori e a Glesia di Aquilea, la contè dal Friul e la ville clamate Lucinis, con tutti i diritti e benefici che aveva il conte Luduì, in te stesse contè, e conduce che partinive a Ream e al Ducat, tanta di disconvocazioni dai plaits, il diritto di fodri, e ogni dune e tutti i centrali leadis a questo diritto, o che appodaran di vini, per qualche sei cause o ragione in avvenì. Ordenin che nessun marchese, conte, visconte o altri personis, con qual si sei incarga in tal nestri ream, non si indispriva, angaria, insidia la Glesia d'Aquilea, e il nestri nominato fedel sudit patriarchi Esiart, e i suoi successori, inteschiosis a chi proferidis e trasferidis. Se così al ves di succedi, il colpevole, che al sedi chiastiat contuneamente di 100 liris d'aur, miege per nestre chiamare fiscal e miege per Glesia di Aquilea. E par che queste nestre donazioni regal, e poi di restà salde e certe, ordenin che si le scrivi ta queste chiarte, e che si metti su il segno dal nostri sigilli. Sendo al nostri signor Indri IV, re invincibile. Lo cognosio Grivor, vescovo di Versailles, e cancelliere in tal pues dal signor Istolfo, arcivescovo di Colonie e arcicancelliere. Dat in tal an 1077, da incarnazione di nostri signor Gesù Cristo, in edizione 15, an 25 de nomine di Indri IV, 25 dal Soream. Fatto un gionde a Pavie ai 3 di aprile del 1077, Udi ai 12 di settembre del 2021, dai 944 anni, De patria del Friuli. Grazie di cur ai bravissimi figuranti e lettori dal gruppo Storie di Glemone per venus portarsi in da urta i secoli e velette le bolle imperiali. Ma prima di passare al momento ufficiale dal passaggio di testimoni de fieste,
e chialin un momentin un video realizzato a Arlef in occasione del 3 di aprile di che stanno sulla nostre bandiere, che con la sua aquile non ste sempre d'ogni. Andy? Mangi papà, grazie. Mandi stelle. In ogni bande dal mont, la nostre aquile, non sten sempre d'oglie. Biel. A me mi è venuto il groppo al quel, una grande emozione, proprio biel, una voce emozionante. Ecco, e come è il momento però che si fa in maniera ufficiale il passaggio di testimoni. C'è mutisel. In queste staffette ideali, ogni anno la festa si fa in un comune differente dal Friuli, alternando le tre ex province di Udine, Pordenone e Gurisse. La ultima fiesta dal 2019 è stata ospitata proprio dal comune di Gurisse. Perché ho inviti sul palco il vice sindaco di Gurisse Stefano Ceretta e il sindaco di Udine Pietro Fontanini, per scambi di bandiere. Questo è il momento proprio ufficiale. Buondì vice sindac, buondì sindac. Ecco, questo momento è un altro momento emozionante. Le bandiere, ecco, e vengono passate idealmente di Gurisse a Udine e che le am al continuo, queste aquile che non stendono in tutto il Friuli. Ecco, queste feste, queste giornate e testimoni anche una volta che queste città, questi luoghi del Friuli sono uniti di queste belle bandiere. Ecco, grazie. Allora, e vi fate ecco, le fotografie, le stampe e ha immortalato questo momento storico. E io come ho domandato un momentino al vice sindaco di Gurisse di darci un piccolo saluto, anche ringraziando tutte Gurisse e le sue int. Allora, ecco, chi sono ai microfoni che lui al po' doprà. Ecco, grazie. Buongiorno. Come lo ha studiato, mi dicono i tecnici. Allora lui, vedi, i problemi tecnici sono che... Ecco, come va? Grazie. Buongiorno a tutti, un saluto dall'amministrazione comunale di Gorizia, del sindaco Rodolfo Ziberna, che oggi ha delegato me appunto per questo passaggio importante per la festa della patria del Friuli, dove appunto nel 2019, come ricordato, abbiamo ospitato questa cerimonia. È stata molto bella, molto partecipata. Ringrazio naturalmente l'organizzazione e tutti che ci hanno dato la fiducia e con grande entusiasmo che facciamo il passaggio della bandiera al comune di Udine, al caro amico Pieri, che so benissimo che il suo cuore e nel suo sangue corre un grande spirito friulano. Sei stato sempre d'esempio, te lo dico da amico, ma te lo dico anche da amministratore, e ti ringrazio per questo. Ti ringraziamo anche come amministrazione perché sei stato un po' un riferimento anche per quanto riguarda proprio la conservazione e l'uso della lingua friulana qui nella nostra bellissima regione.
Grazie e grazie a tutti. Buona giornata. Grazie Vice Sindic e calporti il nostro saluto al comune e a tutte le città e a tutte le sue enti. Grazie Sindic. E come io lo invito Vice Sindic a chiappa questo col pubblico e dire le parole al Baron di Chiase, che parti il suo saluto, che parti il suo cura, ecco, in questo momento così importante. Il Sindic di Udine Pietro Fontanini. Torni a Deus il buondì, il benvignos in queste place calde con sorelle che il centene, ma alle mie sorelle che non la ploe, perché con la ploe faresti un po' di feste. Grazie in particolare ai sindici che sono venuti a festeggiare capitale del Friuli, le feste de patrie del Friuli. Non è il 3 di aprile, voi sapete perché non abbiamo potuto fare il 3 di aprile, abbiamo deciso di spostare dentro le feste più importanti della città di Udine, che è Friuli Doc. Allora sono contento voi di vedere di vedere la gente della città che dice con forza che Udine si sente furlane, che Udine è croce dai valori del popolo furlan. E quando noi facciamo le nostre bandiere, abbiamo voglia di manifestare un'identità, un leame, una radice che fa parte delle nostre storie. Voi avete veduto le vigne fatte venire dal tor dall'orloi di Juan da Udine, che si firmava a Roma Furlano, perché teneva la sua identità di Furlan dal 1500, quando lavorava con Raffaello e Michelangelo. E allora voi, Giovanni da Udine, non si è permettuto di mettere sulla sottor le aquile del Friuli, che per noi giornate è attapponato il leone di San Marco, perché anche questo ha un significato, ha il simbolo di Vignesie. O sapete che Vignesi è venuto qui e ha portato i suoi sistemi di governo e anche dai leoni che sono tutti da queste place. E voi si sente così, una piccola rivincita dai confronti degli amici di Vignesi. Per dire che non vindi di smentearci così, perché io credo che la ricchezza di un popolo è di farsi sentire popolo, di non lasciarsi omologare, di non perdere l'identità, di non diventare come tutti gli altri, sta senso di perdere che non siamo. O vin anche noi di fa conoscere, o vin anche di importante di testimoniare. Perché quando i popoli spariscono di tiare, e vengono a mangiare una grande, e vengono a perdere una grande ricchezza. Ecco perché ho detto con forza al popolo furlan non sta dismenteati di ciò che tu sei, non sta dismenteati delle tue storie, delle tue lingue, dei grandi valori di cui tu sei portatore. Allora, agli amici sindici, non vi mai di dismentearsi di queste comunità, di tenere l'identità del popolo furlan. Voi fate feste qui a Udine, ma quindi continuate a fare feste anche nei nostri paesi, perché questo vuol dire da futuro al nostro popolo, alla nostra ente, con i suoi valori. Grazie Ancimo e viva il Friuli, viva la nostra patria! Grazie Sindic di Cur che si senti qui con noi. Grazie Sindic. E vi preparate ai puesti per onorare e invitare qui le autorità che non sanno veramente onorare delle loro presenze. Allora io clamo qui a sentarsi con noi l'assessore regionale ai finanzi Barbara Zilli, il presidente del Consiglio regionale Pietro Mauro Zanin, il presidente Arlef, agenzia regionale per le lingue furlane Eros Cisilino, il presidente dell'Istituto Ladin Furlan Geremia Gomboso. Us inviti qui. E stand
che ho vinto con noi anche il presidente dell'Assemblea delle Comunità Linguistiche Furlane Marcus Maimair, lo inviti sul palco per darci un piccolo saluto. Grazie. Grazie, benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ecco. Buongiorno a tutti e a tutti. È un piacere portare il saluto dall'Assemblea di Comunità Linguistica Furlana. Roberto? E dirai che sono già contento di essere che io dovuto sarei a casa con anche in più sicuramente, perché l'intensità della messa di UE mi ha fatto capire una volta troppo bella che è la nostra lingua, perché troppe volte si avendo prada dove per magari scherzare per ridi per teatro per Furlan e invece tu hai vinto una volta se che è importante la nostra lingua. E di chi vai a sottolineare un altro aspetto e fai un complimento al Comune di Udine che l'ha voluto, quindi saluti il primo organizzatore, perché col fatto che è partito il teatro stabile per Furlan e in lì viene a pressarsi che vuol dire cultura per Furlan, per Dabon, quindi complimenti. E ringrazio l'Arlef per l'invito, perché stiamo collaborando insieme per tante questioni che stiamo cercando di portare davanti. Una su tutti sai che è dal Furlan dalla RAI e vi ho fatto un cartello che ha girato tutto il Friuli in cui li ringrazio i 137 sindics dei comuni che hanno aderito all'iniziativa che fanno parte dell'Assemblea di Comunità Linguistica Furlana di mettersi in posa di fronte a un suo monumento per dire P Friul in RAI, che vuol dire P Furlan, che vuol dire informazione per Furlan, ma vuol dire che la RAI ha da venire di P a tor per il nostro Friul, perché troppe volte io dico che nome di una banda dalla nostra regione e chi spero che sia di l'auspicio con chi i vi saluti perché i credo che sono tanti interventi e il sorelle bat per da buon tanto. Viva il Friul, viva il Furlans. Grazie. Grazie di cur. Ecco, prima di dare le parole alle autorità che vedete qui, vorrei in gusto di clamare, vi un ospite straordinario che è vinto in gusto di clamare a dare il suo saluto. È con noi il rettore di Università di Udine, Roberto Pinton. Salven un momentino e vi in gusto di sentire la sua voce e il suo saluto. Noi siamo onorati di sua presenza, grazie. Grazie di cuore. Grazie per questa opportunità. Io parlerò in italiano perché professore magari insegna bene, ma imparare ancora c'è qualche problema. È l'ultima volta che ho declamato qualcosa in friulano, ma lo rifarò. All'inaugurazione dell'anno accademico ho ricevuto solo il plauso del sindaco. Uno studente invece mi ha scritto dicendo che avevo fatto crollare almeno 10 osterie. Quindi un dispiacere enorme. Io sono qua, grazie per questi pochi secondi, ma giusto perché per far vedere che l'università degli studi di Udine è l'università del Friuli, così ci piace sempre chiamarci. Io ho la doppia dicitura e ci ricorda naturalmente che ci sono delle date importanti da ricordare, no? Come hanno molte altre istituzioni. Per noi questa è una di quelle da ricordare, da celebrare assieme a tutti quelli che sono presenti qui oggi sotto questo bellissimo sole che magari non è usuale a Friuli Doc. Perché questo? Perché l'università nostra è nata per volontà popolare di questo popolo, il popolo del Friuli, che ha tutte queste radici profonde. Quindi noi sentiamo forte anche la responsabilità che ci è stata data, lo sente anche chi non è friulano, ma con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, mi ha promesso il sindaco, e di mantenere questa attività. Noi abbiamo un centro interdipartimentale di ricerca per la tutela e valorizzazione delle tradizioni della lingua friulana, con Arlef e con il sostegno e l'incoraggiamento forte della Regione
diamo vita a tutte le attività per la promozione della lingua e anche per la formazione degli insegnanti. Avete sentito parlare del Teatro Stabil Par Furlan e noi stiamo cercando di dare un contributo anche a quello, così come alle iniziative della RAI. Un po' tutto quello che può portare un contributo da parte di un'istituzione che si sente fortemente radicata in questo territorio a questo bellissimo, proprio allo sviluppo di questo territorio. Quindi per me è importante essere qui, non necessariamente dire queste cose e anche naturalmente fare un pochettino di ascolto e ripetizione di questa splendida lingua. Per cui ricordo anche lingua minoritaria, c'era un bellissimo progetto che noi siamo pronti a sostenere anche di un centro europeo di riferimento, come è stata un'idea che è stata lanciata qualche tempo fa dal nostro sindaco. Grazie a tutti e soprattutto buona prosecuzione di questa magnifica festa. Grazie al Rettore Pietro Roberto Pinton e adesso se le autorità vogliono parlare dal loro posto hanno tutte credo il microfono che è stato assegnato. Allora diamo la parola inviti a Portage Salut a Geremia Gomboso, il presidente dell'Istitut Ladin Furlan Precheco Placerean, la clappe che porta il nome di Precheco, che è l'ideatore di queste feste fatte per prime volte dal 1977 a Aquilea. Alvarez, sei pronto? Ecco. Buongiorno a tutti. Intanto la presentatrice ha ricordato una data storica, perché 44 anni fa, il 3 di aprile del 1977, erano una marea di inti in piazza Aquilea, da che Precheco, insieme con una cubia dal movimento Friuli che da che volte funzionava, ha messo su la festa del 3 di aprile. È stata una data storica e anche un retroscena simpatico, perché tanti di noi si sta sclamando lì dai carabinieri, perché non sanno dichiararsi austriacanti, perché facevano sventolare l'acqua dall'Austria. Pensai, non sapevi neanche che era la bandiera del Friuli e che dall'Austria due chiavi e dividus. Comunque che è stata una sorpresa, ma c'è che è più sorprendente che 44 anni fa erano le bandiere che avevano stampato più palagnotto dall'acqua di Bertrand. E pensai come che noi manifestazioni olimpiadi comprese che la bandiera del Friuli aveva fuori. Tutti che sono state olimpiadi o paraolimpiadi hanno festeggiato tutti che erano in Furlans con la nostra bandiera. Tutti, non è più un posto che la nostra bandiera non sedi, è perduto dai focolari in ogni manifestazione. Il che vuol dire che lei in plan è arrivata a capire il significato di che Aquile. Un'Aquila che, come avete saputo, è una delle più vecchie bandiere del mondo, non d'Europa. Ma se pensiamo di 44 anni fa, in ca di tutte le battaglie cominciate in sud dell'università, bene o male si comincia a chiacchierare in Rai per Furlan. Ma dopo c'è che al Manchie è il riferimento, perché noi chiacchieriamo dal domani. Ma c'è che al Manchie è il riferimento a ciò che si sta. E qui è un grande impegno che come Istituto Ladin Furlan si sente passare insieme con altre clappe, perché il nostro obiettivo è che di arrivare a far insegnare a scuole la nostra storia. Non è possibile che dopo miliardi di anni si continui a studiare sempre che storia che viene di Roma e che è stata studiata in modo sotto il fascio non le cambia nulla. Dei test di storia non esistono. Esistono come qualche disgrazia, qualche guerra, ma vi sai che no guerre non vi mai fatta nessuno, sono stati sempre chi altri a invadere il Friuli, non vi mai invaduto nessuno. E se ne sempre d'accordo con i classi e con i tedeschi. Quindi vuol dire che avevano un'anima dentro, avevano un'anima che pensa alla sua tiara. Quale tiara esebiele come il Friuli? Mons,
colline, pianure, mare, in 100 km, non è nessun altro paese del mondo. E quindi non viene il dovere di tenere conto, ma viene il dovere soprattutto di insegnare ai nostri figli la nostra storia, che non ci hanno insegnato e che abbiamo imparato da soli. Se non arriveremo a insegnare la storia, potremo chialare denaro, ma abbiamo soprattutto bisogno di sapere ciò che era da ora. Io disgrazio al comune di Udine perché io onestamente non avrei mai pensato di tutte che in domo e soprattutto per la città. E che è un buon segnale. Finalmente, plan plan, perché non si lengs, non si in che si emozioni su, ma plan plan che stiamo capendo il valore di ciò che si sta, ma se vi vuoi di sapere anche ciò che sarà un domani. Grazie, viva il Friuli e mandi a tutti. Grazie di cur a Geremia Gomboso, grazie. I doi la parola come a Eros Cisilino, presidente Arlef, le agenzie regionali per lingue furlane, che adunque il comune alle lende regioni che coordina le organizzazioni delle feste dal 2015 in denante. Ecco, Eros Cisilino. Grazie a tutti, benvenuti a tutti e in particolare benvenuti ai sindaci, anche che sono qui con noi. Sindaci che come fanno parte anche dal Consiglio o dalla Giunta regionale, ma che in realtà hanno vissuto la loro storia dalle loro comunità. Io mi tacchi alle parole dal presidente dalla comunità linguistica furlana, Marcus Maurmair, ma io la insomma anche Diego Navarria che l'ha preceduto a questo prestigioso incarico che giustamente insomma hanno riguardato il gran valore della lingua furlana. Noi abbiamo avuto ieri dal comune di Moruz la commemorazione di Marc di Moruz, che è stata l'ultima portabandiera dal Patriarchia e che dopo è stata chiappata di Vignesia e ha avuto una brutta fine proprio perché anzi in realtà l'hanno portato qui purtroppo anche ormai era già trapassato proprio per favore l'esecuzione in Piazza Libertà. Ma al di là di questi robis che magari a por in sé così particolarmente forti, no? Bisogna dire che la bandiera va in davanti e la lingua va in davanti sulle sgambis di qualcuno. E questi sgambis sono i sindaci, i nostri amministratori, i nostri componenti delle associazioni culturali, e viene anche qui la rappresentanza della società filologica furlana, ma anche di Radio Onde Furlane, e anche di tutte le associazioni che capitolo, e dopo soprattutto dai nostri insegnanti che verranno premiati come insomma durante la cerimonia. Io non mi slunghi tanto in parole, ma riguarda la nostra lingua che è stata fatta come in diverse maniere, è fondamentale, fin quando noi chiacchiereremo per furlan e potremo sentirsi più furlan. Sicuramente il Friuli non muore se amor la lingua, ma calcolate che la lingua furlana, come che sono tutte le lingue del mondo, sono che par di occhiai che ci permette di vedere la nostra realtà a nostri mood. E il nostro mood è sicuramente prezioso, come che è prezioso il mood di altri. Sicché, giustamente diceva Geremia Gomboso, che i sinlas da quarti italiani sconduccio e che chi è una maniera per poter farsi conoscere e per poter anche conoscere che altri. Io mi fermo qui perché sennò Wessi la in e ringrazio i lettori che hanno dato la lettura della bolla, ecco, perché era in Taborosas come non vuoi all'era di Vigny come che è venuto il rettore, che ringrazio per il grande aiuto, ecco, per la grande capacità di portare in avanti la certificazione per gli insegnanti e vendi Vigny Vestus a clar come lui. Ecco, mi fermi qui, grazie sentiamo dalla vostra preziosissima partecipazione. Grazie Eros Cisilino per il suo intervento e come ho detto la parola a Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale. Buondì a tutti e grazie per l'invito, opportuno il saluto del Consiglio regionale, la massima assemblea legislativa di queste regioni insieme al collega Diego Bernardis, ai sindaci, alla INTA, al popolo furlano. Qui ho festeggiato la festa della patria del Friuli, ma qui è il festeggiato, la patria, c'è il D. E la patria alle storie, c'è che diceva prima Geremia Gomboso, che bisogna conoscerle, bisogna insegnarle, c'è che l'ha lasciato come semente che placerean
bisogna essere saldati dalla tiara, dall'idris, dal popolo furlan e dalla storia della patria dal Friuli. E dopo alle territori, allora ho dice al sindaco di Udin Pieri Fontanino, Ulin Grassi, che le bielisci iodi la bandiera dal Friuli sul chistiel di Udin. Udin è veramente con che bandiera la capitale del Friuli. Perché hanno tentato negli anni passati di svilire il ruolo del territorio del Friuli. Quando andiava alla provincia di Udin, che era una parte del territorio del Friuli, insieme alla provincia di Pordenone e alla provincia di Gorisse. È stato, secondo me, un tentativo di limitare all'interno di questa regione il ruolo fondamentale che aveva il Friuli, chiamando in un riferimento che è il territorio. Allora bisogna, la regione su cui sta lavorando, vero Diego, tornare a chiamare un mood istituzionale che il popolo furlan vede un territorio di riferimento, il Friuli, e le biel che la bandiera del Friuli al sventoli sul chistiel di Udin. E poi la patria è anche cultura. Allora, ha fatto bene il rettore a dire che l'Università del Friuli non è di Udin ma è dal Friuli, è il look nel quale la cultura del Friuli, il sentimento, l'identità culturale viene insegnata, viene promovuta, viene in qualche modo anche lanciata al futuro. Ma non è dove l'università, è il Teatro Stabile Furlan, che è stata una roba che l'ha fatta queste amministrazioni regionali insieme all'assessor Cigolotta, al sindaco Fontanin e a tanti di loro. E poi alle une bandiere. Allora io invito tanti sindaci che saluti a buttare fuori le bandiere fuori dai luoghi istituzionali del loro comune, dal comune, dalle scuole, dai centri culturali. Bisogna che la bandiera sia in tutto il territorio, perché è il leam che tendoglie, che tradizione e tendoglie anche che aspirazione covin di fa di Gnuf grand il Friuli in tesso patria. Che è l'obiettivo, non si ingranza anche mo. Il Friuli ha di smuoversi, ha di tornare, si c'è caere la locomotiva di queste regioni. Come ha qualche difficoltà, bisogna dire che da 2 o 3 anni si sta scominciando a avere il senso di patria e il senso dell'obiettivo che ha il Friuli in questa regione, bisogna lavorare anche in modi più. E poi l'ultimo elemento di patria è la lingua. La lingua è stata dittata, si sta lavorando con soddisfazione che questa regione, questo Consiglio regionale, per la prima volta insieme a Arlef, che ringrazio, insieme all'Aclif, eccetera, ho vinto. Innanzitutto ho fatto un piccolo telegiornale in Furlan con un emittente locale, che è già ALC, no? Di sentire la lingua, perché la lingua bisogna fevelare per tenere vive. Sono vecchio che magari in italiano non capiscono bene, la notizia in Furlan la capiscono bene, quindi ben alla fatto che emittente locale di fevelare Furlan, ma la scommessa sarà la RAI, perché ho indito per la prime volte la RAI con l'ultima convenzione che è stata firmata, alla MeToo 30 ore ad anno in televisione dal Furlan. Prima era in radio il Furlan, non era in la televisione, il sloveno sì, l'italiano sicuramente, ma come 30 ore in Furlan dalla RAI. Come ha scattato la convenzione il prossimo mese, mi pare, e ho già domandato al Core che controlla le televisioni, a fare una riunione tra RAI Nazionale e il Dipartimento del Governo che dà i bes per sovvenzionare queste trasmissioni insieme all'assessor Roberti, che è stato un triestino che a Vonde Furlan, che in qualche modo l'ha aiutata a fare questi risultati. Come la vera scommessa sarà di fare non come i ladini sono 40.000, trossoni i ladini, e hanno, mi pare, o 200 o 300 ore di televisione in lingue. No, sì, 600.000 o 2030. Alle alcano il torno, bisogna difendi, perché quel sentimento di essi, perché uno al difin sal crot. Allora, sal difin al crot e sal crot fa spatria. Buone feste a tutti. Grazie Presidente. Dal suo bellissimo intervento, grazie di cuore, grazie. E come clami l'assessora ai financi della regione Friuli Vignesi e Giulie, Barbara Zilli.
Grazie a tutti, anche da bande me, grazie per queste belle giornate al sindaco di Udin che i saluti con affetto e anche a Eros Cisidino e all'Arlef, a tutti che hanno immaneato queste belle manifestazioni, anche dal cur di Friuli Doc. Io non ho notizie di Daus, io dico che sono emozionata. Per tanti motivi, l'ultimo perché il Presidente del Consiglio regionale ha fatto la Furlan e mi fa stan piacere, l'ultimo in ordine cronologico ovviamente. E pensavi, facevi di fare una riflessione, webinare, per dire, ma ci vuole sei per non sei Furlans? C'è sì no come Furlans? Beh, credo che sia in sclette e che sa che lo di lavorare. Lo dice perché viene una grande tradizione, ma lo dice anche perché viene tanti bravi giovani e tanti bravi imprenditori che attengono alti non dal Friuli, stanno cidins. C'è tante pubblicità, però tal mondo si fa in Cognossi e anche in Friuli. Allora che due caratteristiche sa chi? La semplicità, quindi, no? E il fatto di sei buoni, di sei concreti. A nos fasi sentire che non ha bisogno di tanti schiaccari, ma che va subito al cur dei problemi e das robis. Lo dimostriamo sempre, dal terremoto, dalla pandemia, e vari sempre nuove sfide di affrontare. C'è che al tendoglia e la nostra bandiere, che sono contenta di dire che il croce è stato in papieri, che l'ha vinto adesso insieme per la prima volta sugli stiel di Udin. Il nostro inno, che mi piace veramente tanto e ringrazio, che lo interpreta in maniera così magistrale, perché hai un'emozione grande, tas peraulis e in tas notis di quest'inno qui, e soprattutto la nostra lingua, le sta dite bene in più volte. Io la fa scurta perché si disfin come sponge, che so di che sorelli, però i gusti di Dio sono robe. Non i podin fa che hai un ruolo istituzionale, tutto che si può, ma è tal cur di ogni persona, tai gesti di ogni famiglia portare in davanti il Furlan e quindi anche il nostro popolo e la nostra identità. Caludì tabaialo a chiesa il Furlan, tabaialo ai fruttins, fa in maniera che si sviluppi col Furlan. Io i suoi figli di che hanno imparato l'italiano a scuole, ma sai lo stesso qualche lingua straniera. Non è un limite, ma è una potenzialità, tale un di più per viergersi al mondo. Allora ai fruttins, fate in maniera che loro tabaino, fate in maniera che non succeda più, che abbiamo vivuto in passato, che i genitori che si vergognavano di tabaiare per Furlan ai loro figli. Questo è l'invito che io us faccio e allora è tutto che mettono insieme di risorse, di bes, di iniziative culturali avrà un significato un evore più ampio e allora sì che può dare in sé figli di un Friuli che ha l'onore di c'è che l'estate ma che ha anche un bel domani. Forza Friuli. Grazie Assessor. C'è bien che si interviene, veramente fa sculture con grande passione. Io credo che alla fine di questo momento, al sevi bellissimo una foto rappresentativa e storica di questo gruppo di persone che hanno a cura il Friuli, il suo presente e il suo futuro. Grazie. Allora, le foto di rito, che è proprio importante e bellissime, grazie a voi che vesti a cultura e con passione, bellissimo. Alle sta bien ascoltausi, io credo che anche se le sorelle calciondere, ma alle bien sentiu e ascolta le loro voci e le loro passioni. Grazie. Ecco, anche rettore, sì, grazie. Benissimo. Ecco, bandiere, mi riguardi che al Sesbiel, ecco, la bandiera che è il simbolo di queste feste, di questo momento così importante. Grazie di cur, grazie. Allora io us invito a tornare a sentarsi insieme al pubblico, abbandonare il palco, dopo tornare a acclamare. Grazie di cur perché non possiamo essere in tanti visti i momenti che stiamo vivendo. Ecco, come è un altro momento importante, che ogni anno, le suase de feste de patrie, si dedica alle scuole e dunque ai nostri frus, che sono i nostri avvignì. Dal 2015, di fatto, anda il riconoscimento ufficiale delle feste de patrie dal Friuli de bande de regione con la legge numero 6, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Arlef e pandin il concorso per scuole
emozioni furlanis in viaggio pal territorio. Il concorso all'ul valorizzare e promuove il patrimonio storico, artistico, culturale e naturale del Friuli. Scominciando dunque con le premiazioni ufficiali. Ho inviti sul palco la dottoressa Paola Cencini, che è la referente per le lingue furlane dall'Ufficio Scolastico Regionale. Eccola che arriva. Benvenute dottoresse. E ho saludin e ringrazio di cuore la direttore Daniela Beltrame, che voi non ha potuto essere con noi, ma le ringrazio per il suo lavoro e per il suo impegno. Per ogni vincitore, l'Arlef ha messo in premi un bon dal valore di 250 euro per comprare materiale didattico e tecnologico. O clamerai sul palco una insegnante e un frutto in rappresentanza di tutta la classe, capisco che non potete essere chi in tanti, però è saludin veramente con una fiet, tutti i frus e tutti gli maestri che hanno partecipato, che voi non potete essere tutti qui, ma sono chi col cuore, credo. Ho fatto una premiazione per volte, per non essere in massa sul palco, e qui rappresentanti di classe, o clamerai anche un'autorità che premierà consegnando un diploma e una borsute con materiale e gadgets uffiers de Arle. Allora, dottoresse, ecco, è qui con noi proprio per rappresentare delle lingue furlane. Allora, se sono pronti, bene, il primo premio, sessione infanzie, e va alle scuole di Lignan. Mamma mia, ecco. Allora, io premierà il sindaco Fontanini, le prime premiazioni. Io però ho lei le motivazioni. Un bel progetto didattico multidisciplinare che mediante il personaggio guida di Mariutine stimola il plurilinguismo dei frus. La lingua furlana è adoperata in maniera originale per presentare concetti nuovi e per insiorare l'apprendimento delle attività di ogni giorno. Ecco, allora, sessione infanzia, le scuole di Lignan, al consegna il premio il sindaco Fontanini. Grazie, grazie di cuore. Ecco, portate il premio Gioldeilo con i vostri sfrus e colleghi. Per sessione primaris, il primo premio va alle scuole Cristoforo Colombo di Pantianins. Ecco, io invito a venire qui sul palco e lo premierà l'assessore Barbara Zilli, che torni a chiamare qui. Us lei le motivazioni. Con questo progetto, i frus hanno inventato una storia che tocca temi sociali importanti, anche l'amicizia, la diversità, il bullismo e il rispetto. Non come perché gli altri, ma anche verso la natura e il mondo. E hanno dimostrato sensibilità e attenzione per sostenibilità e per tutele dal nostro territorio. Ecco la scuola di Pantianins, venite in Denan, e l'assessore consegna il premio tan meritato. Grazie. Sì, ok. Per sessioni secondarie di primo grado, il primo premio va ai re di scuole Collin Rete. Io invito con me sul palco, io premerà il presidente Zanin, il presidente del Consiglio regionale, e anche chi usa lei la motivazione. Un progetto che al metadun le stanti attività di tutte le scuole di rete. È un gran lavoro di collaborazione che alstice tutti gli arlevi a condividere le informazioni delle diverse comunità e le loro passioni e curiosità mediante storie, giochi, articoli e poesie. Il tutto doprando la lingua furlane. Grazie, grazie e complimenti. La giuria però ha valutato che tanti altri lavori erano un lavoro meritevoli e dunque ha deciso di segnalare anche questi scuole per il loro impegno. Per sessione infanzie acclami la scuola Monsignor Alessio di Nimis e sarà premiata di Geremia Gomboso.
non è presente, allora il premio lo ritira la dottoressa, ecco, benissimo. Però è giusto lei le motivazioni. Un bel lavoro multidisciplinare che alla messe dell'educazione artistica con la storia. Mediante questo lavoro, i frus hanno conosciuto un evento importante le storie recenti di Nimis, col disegno e con tecniche differenti e hanno rappresentato i sentimenti che queste storie dismuovevano. Ecco, allora è consegnato. Forse ho sbagliato che il calveve di premiare, ma ho spero di rimediare. Quindi clamerai Eros Cisilino per prossime premiazioni, che è per sezione primaris, le scuole Maria Forte di Avile di Buie, anche mo e ritira il premio la dottoressa Ceretti e sono arrivati, allora, benvenuti, bravissimi. Ecco, io che arrivo. Le scuole Maria Forte di Avile di Buie. Ecco la motivazione. Un'attività realizzata intanto dal lockdown, la che la insegnante ha saputo propone un lavoro creativo, partigni il chiave in movimento e mette in valore la creatività e la manualità. I studenti hanno saputo realizzare progetti personali, fiors di dettagli e di fantasie. Eccoli. Allora, io premio Eros Cisilino, grazie. Grazie, complimenti. Sempre per sezione primaris, oclami la scuola Collegio della Provvidenza di Udine, che sarà premiata dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Ecco la motivazione. Un tocco originale, 16 musiche registrate intanto dal lockdown 2020, che tal test. Una canzone che conta dal nostri territori e che ha voluto essere anche una maniera per sentirsi più donne coi compagni di scuola. In un momento, la che per via d'emergenze si scugniva sta lontano. Ecco, allora il sindaco al premio la Scuola Collegio della Provvidenza di Udine. Grazie. Per sessioni secondarie di Pringrad ho inviti sul palco la scuola secondaria di Pringrad Giacomo Pirona di Paulet, che sarà premiata dal vice sindaco di Gorisse. Ecco le motivazioni. Un bel approfondimento sulla storia dal territorio e dai poeti furlans contemporanei. Una proposta per insiorare e stimolare la curiosità dai più giovani sugli eventi di storia e la letteratura dal territorio. Sempre per sessioni secondarie di Pringrad è stata segnalata la scuola Pellegrino da San Daniele di San Deneel, che sarà premiata dal presidente Marcus Maimaier. Ecco la motivazione. Si segnala la bravura dell'insegnante tal chiattà e propone ogni anno tanti progetti su eventi e curiosità dal territorio, doprando modalità diverse e originali per coinvolgere i fantasmi in maniere attive. Sempre mediante le lingue furlane, i temi vengono analizzati dal punto di vista pluridisciplinare, arrivando così a costruire percorsi tematici un'evore approfonditi e interessanti. Ecco, allora, come prima di concludere, e vengo dopo il lavoro dai centri sestivi, ma io darei la parola alla dottoressa Cencini e poi lì al podio, per darci il suo saluto. Buongiorno a tutti, porto il saluto dall'ufficio scolastico regionale. Che il concorso che è nato di anni fa, cidin, ma poi è cresciuto
tant che è vero che come alle un po' di riferimento per scuole. E ogni anno arrivano tanti progetti di bande di tante scuole e sono sempre progetti poi qualificati e poi siorsi continuati argomenti. Tanto è vero che le commissioni fanno lavoro di fadure a chiattare i 3 migliori, perché sono tutti veramente bei e degni di menzione. Un unico neo è che speriamo il prossimo anno di tornare a fare la nostra festa, la nostra premiazione con i frus, perché è un concorso per i frus e dai frus. Quindi noi oggi le schiere di frus che ogni anno presenta queste manifestazioni mi si stringe il cuore. Speriamo il prossimo anno di vedere di nuovo tutte le emozioni e tutte le allegrie che loro portano. Mandi. Grazie dottoresse, grazie e complimenti a lei, ma anche a tutti gli scuoli, ai insegnanti, alle insegnanti, ai frus, per passione per questo lavoro meraviglioso che hanno realizzato. Come invece, sempre per valorizzare l'impegno dei nostri frus, ho voluto fare sviodi su che schemi, i 6 video realizzati per l'impegno dei nostri frus, ho voluto fare sviodi su che schermi, i 6 video realizzati quest'estate dai frus dei centri estivi ricreativi dal Comune di Udine, con i loro educatori, des cooperativi Aracon, Mosaico e Arteventi, Gioca Estate, le sedi de scuole Nievo, San Domenico, Zardini, Dorlandi, Girardini e dai giovani di Summer Camp. Il progetto Lamps di Friuli è ideato dall'Ufficio Pelenghe Furlane in collaborazione con l'Ufficio Progetti Educativi 3 Coutuar di Science e la Ludoteca dal Comune di Udine. L'obiettivo è quello di svicinare i frus ai lenghe furlane in maniera divertente e incressi la conoscenza dal proprio territorio, che all'in insieme ai videos. Benvenuti al Centri Ricreativi Estivi di Nievo. Quest'estate ha avuto la possibilità di provare uno zuc. Questo è il trucco. C'è il trucco di tasche che si può e se tiene come faceve disegno come darci dalle sue. Ogni giorno alla doi uff dur cala pittura si fa un cerchio e si mette un coppo di bande ogni giorno al tiro gli uff che cambia dopo la di siri di tocchialu un paron da luftocchiat par zua alla di paia mettersi in coda partirà di new. Sei antipatico, sei brutto antipatico, noi non giochiamo con te. Quando? Non so, a te piace questo disegno? A me no, non mi convince. Ma no, basta aggiungere questo. Ecco! Anche c'è. Oggi facciamo il filmato. No, facciamolo domani. Oggi non ho voglia. Buon, facciamo che sia questo il filmato. Non preoccuparti. Osini, frutta, 3 giardini, ovini, carata, banda, trucca, che chi e le nostre pipine catine.
Pars comincià il centro estive si saludin. Buon dia a tutti! Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Un, due, tre, un, due, tre, bambino te ventume. Un, due, tre, un, due, tre, bambino te ventume. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Un, due, tre, un, due, tre, bambino te ventume. Un, due, tre, un, due, tre, bambino te ventume. Oce brutica chi schiera, alle mie orche di Udin. Oce biel chi schiera Udin. Oce biel chi schiera Udin. Oce biel chi schiera Udin. Oce biel gioventù, gioventù come a Udin. Gioventù come a Udin. Gioventù come a Udin. Non si chiatti nessun lu. Oce biel du sol de lune. Oce biel du sol de lune. Oce biel du sol de lune. Che il Signor nos ha mandato. A bussa fantastis bielis. A bussa fantastis bielis. A bussa fantastis bielis. Ove freddi di vecchia. Ai bussa de une brute. Ai bussa de une brute. Ai bussa de une brute. E levan a mia cria. En alegría venda i jovis. En alegría venda i jovis. En alegría venda i jovis. E non è vecchios maridar. E la perdude ad alta messe. E la perdude ad alta messe. E la perdude ad alta messe. E il che di si vuol sposare. Ciribiri domani è festa. Ciribiri non si lavora. Ciribiri a passare l'ore. Ciribiri a far l'amore.
Oce biel, ci se laudin. Oce biel, ci se laudin. Oce biel, ci se laudin. Oce biel de gioventù. Zog di are di ue. Ciak, action. Bute il clap dal 3. 1, 2, 3. Vai su! Lasciati tirare il tapon. Dai su po'. Aquí de barete, nessuno le bete. Dale qua. Ce brav! Tu si trae, hai sbagliato. C'è bien giù, al giro tutto. Roma al caput mundi, Udin caput mandi. Veramente biel, grazie ai frus, grazie agli educatori, se qualche educatore in rappresentanza dei centri sesti se verranno in singus di veiuchi che così riceveranno un piccolo match de bande de Arlef che ha collaborato a iniziative con laboratori ludics e didattics sulla lingue furlane. Grazie a questi arrivano e vingus di veiuchi per dire grazie di queste bielle realizzazioni che nos hanno presentato. Grazie di cur, ecco. Grazie. In rappresentanza di tutti gli educatori che hanno lavorato, che sta stato qui nei nostri frus e che avranno insegnato tante belle roghe. Ecco, a loro e l'omaggio da bande de Arlef. Ecco, che arriva anche Eros Cisilino. Grazie. Grazie per da buon pal bel lavoro. Non hanno nome giuato e hanno giuato con intelligenza e hanno imparato tante robe delle nostre lingue e delle nostre piccole storie e delle tradizioni furlane. Grazie. Grazie di cuore. Una bella estate. E l'estate è proprio un'estate utile e bella. Grazie di cuore. Ecco, e si arrivasse insomma. E si arrivasse insomma come il sorelli non sa questo, ma è infinita, è stata una bella emozione. Allora, velocemente, occorre a ringraziare a tutti. Alle fin e dedichi un applauso, ma io ringrazio tutti. Allora, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il suo comune, il comune di Udine, l'amministrazione comunale, le regioni Friuli, Vignesi e Giulie, il consiglio regionale dal Friuli, Vignesi e Giulie, Arlef, agenzia regionale per le lingue furlane, l'Istituto Ladin Furlan Precheco Placerean, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Vignesi e Giulie, il presidente dell'Assemblea di Comunità Linguistiche Furlane Marcus Maimair, tutte le autorità e i sindaci dal Friuli presins, il museo dal Domo di Udine e il suo direttore Maria Beatrice Bertone, i rappresentanti delle tre diocesi dal Friuli, Monsignor Luciano Nobile, Premoris Tonso e Preitalico Gerometta, l'ufficio liturgico de Curie di Udine, le bande Società Filarmoniche di Puciui e il maestri Paolo Frizzarin, al coro dal Domo di Udine, cappella musicale al maestri Davide Basaldella, al gruppo Arte Voce Ensemble e maestre Franca Drioli, al gruppo Storic di Glemone, ai lettori Virginia Cisilino, Doadi Lamo, Ersilio Romanelli e Eugenio Busolini. O ringrazio infine anche il presidente Unione Italiana Cechi e i povedenti di Udine, Rino Chinese, per il supporto e realizzazione di una nuove opere che voi, tutte le cittadinanze e tutti i visitatori potranno al museo dal Domo di Udine. La riproduzione delle bandiere dal Friuli in rilievo per persone sguarbis e ipovedenti. Grazie a tutti di sei stati, grazie anche a queste giornate che vi vuole regalate di sorelle spettacolose, un saludin e un din appuntamento all'anca al ven a Vito d'Asio, per feste de patrie dal Friuli da 2022 e un mandi di cur anche a tutti i telespettatori che sono stati con noi grazie ai dirette di Telefriuli. Mandi di cur. Un a tutti.